Siamo venuti a trovare la consigliera Piera Craceffa un po' per capire cosa è successo l'altro ieri in Consiglio Comunale, in un momento sicuramente di rabbia. Se tutto rimanesse all'interno diciamo, del Consiglio non sarebbe successo nulla. La realtà è che quando in Consiglio, dove la dialettica politica, per carità, deve esserci, anzi guai se non ci fosse, ma se resta a livello politico tutto va bene, ma quando si travisa e si attacca personalmente la persona, a quel punto diciamo, lasciamo la strada maestra. Il mio momento di rabbia, perché in verità io ci sono rimasta malissimo, perché è stato un attacco personale alla mia persona. Io avevo esposto in maniera molto educata e in maniera corretta un mio modo di pensare relativamente al punto, al punto dell'ordine del giorno che si stava discutendo, ma Ricordiamo qual è. la piccolissima isola pedonale che si è creata davanti il portone del Palazzo di Città, che secondo me ha una valenza importantissima perché il Palazzo di Città è innanzitutto il palazzo più importante, ma non scordiamoci che l'ingresso del teatro, il teatro è una delle chicche più belle che abbiamo ad Agrigento, ma non a livello solo agrigentino, ma a livello nazionale e non solo nazionale. Quindi in qualsiasi piazza d'Italia ci si affacci il teatro, generalmente è antistante un'isola pedonale. Agrigento deve invece essere una cosa a sé. Io capisco le lamentele che ci sono state all'inizio, quando c'era anche via Plebis Rea chiusa, e in effetti si è creato qualche problema. Per oggi, secondo il mio modo di vedere, era assolutamente speculativa l'azione che si è portata avanti. Ho chiesto in maniera molto educata di, se è possibile, trovare a rimodulare i posteggi, il posteggio veloce, cioè troviamo una soluzione politicamente parlando. Da qua siamo passati invece all'attacco personale. Non mi permetto di ripetere quello che mi ha detto, perché lascio a colei che ha detto la frase fatidica la responsabilità. Io ho tentato di reagire dicendo che non era consentito, non era corretto il suo modo di attaccarmi personalmente, non solo, ma è un discorso che non va fatto all'interno del Consiglio Comunale, e me ne sono uscita piuttosto alterata. Vorrei mettere però chiarezza su un punto. Non è vero che io ho alzato le mani sulla giornalista, non mi sono permessa neanche di toccarla, ho semplicemente, in maniera abbastanza perentoria, preso il telefono che lei aveva appoggiato sulla balaustra di legno del Consiglio, e l'ho ribaltato su se stesso, nel senso che ho appoggiato il telefono sulla stessa balaustra, non l'ho scaraventato a terra, non ho toccato nessuno, e mi dispiace che ci sia attorno a tutta questa cosa un po' di telefilm, chiamiamolo così, telefilm. Allora, ritorniamo a ciò che è successo. È stato un alterco sol perché si è passato da una fase politica, di discorso politico assolutamente lecito, perché io posso pensarle in maniera di te, ma tutti abbiamo lo stesso diritto di esternare la propria posizione politica. Non si può più pensare il fatto che se io sono della maggioranza e me ne vanto di essere della maggioranza, sono d'accordo con la scelta politica del mio sindaco, mi si dice che io sono una asservita al potere. Non posso solo pensarlo in maniera diversa. Mezzo bicchiere, il bicchiere può essere mezzo pieno per me, mezzo vuoto per gli altri, ma sempre mezzo bicchiere è. Quindi, ripeto, se ritorniamo a discutere politicamente, allora sono d'accordo, può essere una discussione animata, va bene, ma dobbiamo rimanere all'interno della discussione politica. Non possiamo passare all'attacco personale, perché quella non è la sede istituzionale per poterlo fare. Questo soltanto è successo. Consigliera Craceffa, è che il sindaco ha fatto una relazione sull'anno di attività. Il suo anno di attività come consigliere comunale, quale bilancio può esprimere di questa esperienza? Lei, ricordiamo, viene da un'esperienza lavorativa e imprenditoriale, quindi ha contatto con un mondo diverso che è quello della politica. Sì, ed è completamente diverso. La sensazione di smarrimento che io ho avuto ai primi tempi è stata questa, il fatto che concretamente purtroppo si riesce a
a far poco in Consiglio, ma perché la politica è un rapporto diverso rispetto al lavoro fattivo di ogni giorno. Io in azienda ho un problema, lavoro e lo risolvo, o quantomeno mi impegno per farlo. In politica è un po' diverso perché la dialettica è diversa, oltretutto all'interno del Consiglio non c'è più il potere decisionale che c'era, ci sono atti di indirizzo. Mi ha un pochino frastornato. Adesso però ci sono dentro. Mi dispiace che un'esperienza politica che possa servire di crescita anche all'interno dello stesso Consiglio, anzi soprattutto all'interno del Consiglio, alcune volte solo per partito preso si trasforma in una contrapposizione netta, fine a se stessa. Io spero che intanto si ricalmino un po' gli animi, perché così non si va da nessuna parte. Se vogliamo fare un bene alla città dobbiamo essere capaci anche di discutere con grande calma. Ripeto, il mio intervento è stato un intervento assolutamente calmo e spero che in futuro questa non succeda più. Da qua al futuro vedremo cosa ci riserva, anche perché avremo argomenti piuttosto, diciamo, importanti da discutere fra non molto, e spero che in Consiglio ci sia quella serenità necessaria per poterlo fare. Si rimodulerà il Consiglio di Presidenza in vista, alla luce di quanto è successo, che c'è stato Urso che è passato alla maggioranza? Quantomeno l'opposizione chiede questo. L'opposizione ha il suo diritto di chiederlo, poi nell'ambito degli equilibri politici vedremo cosa succederà. Oggi mi pare veramente fuori luogo discutere o anticipare o prevedere cosa possa succedere in Consiglio. Secondo me tentiamo di lavorare e mandare avanti il Consiglio in maniera molto più calma, molto più signorile, molto più equa, perché è soprattutto più concreta e produttiva per la città. Questo io me lo auguro. Un'ultima domanda. Io ho seguito, TV ha seguito i lavori del Consiglio della relazione, sì, durati oltre 6 ore, sì, un po' eccessivo insomma. I punti in cui si è discusso, in particolare da parte dell'opposizione, sono stati 3-4, sostanzialmente il disservizio sull'acqua, la ZTL, sì, i rifiuti, insomma. Vorrei chiarire ecco, dico, la maggioranza ha parlato poco. Io gradirei sapere, ecco, il suo punto di vista. Sono delle problematiche importanti, attive nella città, ed è giusto che anche la maggioranza si esprima. Relativamente all'argomento dei rifiuti, sappiamo bene che noi abbiamo subito un contratto che ci è stato calato dall'alto prima del nostro insediamento. È un contratto regolare, non possiamo certo stravolgere le scadenze, ma la scadenza è a breve e si sta già lavorando da diverso tempo con la nuova SRR che si sono costituite per poter fare un bando nuovo, assolutamente più consono anche alle normative europee, e quindi relativamente alla raccolta differenziata, tutta una serie di cose, non solo, ma includendo anche in questo bando tutta una serie di servizi che non erano inclusi prima, perché nessuno dice che quello che è stato fatto, quello che si fa adesso è perfetto. Quello che si è fatto adesso si è cercato di renderlo migliore, ma non è assolutamente negli standard che noi ci prefissiamo. E quindi se ne è parlato diverse volte anche nelle commissioni di questo. Mi è sembrata, diciamo, una dialettica un po' fine a se stessa, perché sappiamo bene che, ripeto, non è un bando che è stato fatto dalla nostra amministrazione, però stiamo lavorando perché inoltre anno si emetterà il nuovo bando. Relativamente all'acqua, l'acqua è una problematica difficilissima. Sappiamo che la Regione aveva fatto quella nuova legge che prevedeva, che tanto in maniera eclatante si è detto, l'acqua torna pubblica. Realmente poi non è proprio così, perché sappiamo bene che il Consiglio di Stato non ha approvato la legge, diciamo, che non l'ha resa costituzionale, non mi ricordo il termine come si dice. La realtà è che Girgenti Acque nasce con un contratto e noi non possiamo domani mattina togliere e strappare un contratto, perché legalmente siamo vincolati. In più c'è il fatto che scontiamo una mala gestione del lato idrico, dove le funzioni di controllo reali che dovevano essere fatte non sono mai state fatte, e lì è anche un problema politico generale.
Non è di così semplice risoluzione, assolutamente, è ancora molto complicata anche la materia a livello legale, però c'è già chi segue pedissequamente quest'altro problema. Non è una cosa che si può risolvere dall'oggi al domani, anche perché questo include pure lo smaltimento delle acque reflue, il problema dei grandi depuratori che stanno per essere finanziati, quello di Villa Seta, quello di Villaggio Mosè. Nel frattempo c'è la procura che ha... Allora, è una tematica veramente complessa che non si può chiarire all'interno di un consiglio comunale con una mozione di indirizzo o con una battuta veramente di 3 minuti e mezzo. L'altro grande argomento è stato la ZTL. Sì, la ZTL è un argomento assolutamente contestato, però mi chiedo come mai sia possibile che nel resto del mondo, non della Sicilia o del mondo, i grandi centri turistici creano grandi zone di viabilità pedonale e Agrigento è sempre stata refrattaria a questo. Allora, decidiamoci, vero, si deve concertare, dobbiamo discuterla meglio, però è stata già variata la prima volta, è stata variata la seconda volta, tant'è vero che adesso l'ultima ZTL della Via Atenea lascia fasce di accesso abbastanza comode per coloro i quali devono trasportare la merce, per coloro i quali hanno i bed and breakfast e quindi accesso dei turisti. Poi, ripeto, se vogliamo fare critica fine a se stessa, vabbè, allora tutto è facile da fare. Vabbè, lasciamo per tempo a chi vuol criticare fino a se stesso. È un momento di cambiamento, se lo vogliamo cambiare, se soprattutto vogliamo dare un input diverso ad Agrigento. Per me la ZTL è una cosa da incrementare, da portare avanti, perché rende più vivibile e riqualifica quelle zone che sono il cuore della città. Oltretutto, il processo di cambiamento che si è messo in moto anche attraverso l'aggiudicazione di alcuni bandi per il centro storico, sono cose che pian piano metteranno nell'equilibrio finale tutto il centro città. Una cosa è sicura, direttore. 30 anni di abbandono non possono essere modificati e sistemati in un anno o con la bacchetta magica. Bacchetta magica non ne ha nessuno, è un processo lento. Ci sono voluti 30 anni per distruggere, ce ne vorranno, non dico 30, ma diamo tempo all'amministrazione di poter cominciare a sviluppare il proprio lavoro e i primi esiti li vedremo non subito, ma è normale. Diamo tempo al tempo. Le organizzazioni, un'azienda si crea non dall'oggi al domani. Si lancia, ma poi si assesta e prende diciamo, l'equilibrio definitivo nell'arco dei 5 anni. Le start-up fanno un primo bilancio consuntivo a 5 anni. Diamo questa possibilità all'amministrazione. Ripeto, la critica deve essere costruttiva ed è sempre ben voluta, sempre ben accetta. Le critiche fine a se stesse sterili a volte lasciano il tempo che trovano, però. Grazie a lei per avermi dato la possibilità di parlare.